là là, bene. Parappa. Benissimo, possiamo dare la stura? Ecco, al sondazzo. Evviva! Cosa? Ma bisogna gridare, dire evviva sempre nella vita, perché ogni giorno che ci viene dato dal Signore oppure da chiunque, insomma, ci sia, anche se non c'è, insomma, è un giorno in più. Evviva, lo stiamo vivendo, e lo stiamo vivendo ganzamente insieme, io e voi ed io, il G e il suo popolo. Bene, allora, caro popolo del G, Elvira Tiratassi è qui. Ci sono qui, ragazzi, sono proprio tutta per voi. Io vorrei fare uno spogliarello, però lo so che siamo per radio e non potete gustare tutte le pelleti e le zuave della mia pancia e tutte le celluliti e le vene variose. Lo so, però insomma fate finta, farò lo stesso per il G. Non è necessario, Elvira, capisci? Devi fare delle telefonate. Va bene, d'accordo, via, farò delle telefonate. Fammi trovare un bellomino oggi, fammi trovare un bellomino. Un bellomino? Sì, un bellomino di quelli che mi possano dare tanta soddisfazione. Proviamo. Sai, non mi ha detto e tutti siamo disposti, sai. Lo so, ma io sono un bel pezzo di figa, sai. Sì, capito, 87 anni. Sì, ma sono anche sdentata, mi piccio anche addosso. Ah, beh, allora in questo caso, sì, posso capire, no? Insomma, via, fammelo trovare. Questo che dici, ci starà. Non so se ci sta, non so nemmeno se c'è, figurati se ci sta. Abbi pazienza. Vediamo. Mi sembra non ci sia. Non c'è. Se non c'è, non ci sta. Se non c'è, non ci sta. Non ci sta. Allora si fa un altro numero, no? Sì, certo. Ecco, proviamo qui, proviamo questo. Se c'è, forse ci sta. Sì. Ecco, sì. Oh, vabbè. Ma c'è o ci fa? Informazioni? Ma formazione gratuita. Non c'è e non ci sta e non fa, non c'è. Non c'è, niente. Trovami un altro. Scusa se ho parlato un attimo con la tua voce, ma stavo dicendo, trovami un... Ho capito, sì, a volte ti scappa di parlare con la mia... Ok, dunque, questo c'ha un nome, guarda, proprio per te. Che nome c'ha? No, più che un nome c'ha uno stranissimo squillo. Io non mi ho sentito una cosa così. Sembra un culo, no, cos'è? Un uccello, no, non so nemmeno che. Un uccello paduro, quello che vola sempre all'altezza del culo. Mi fa rifare questo numero? Voglio proprio vedere se continua a fare questo strano rumore che io non ho mai sentito in tutta la mia vita. Mai, ma è un po' strano, sfumato all'inizio, cioè non ho mai sentito una cosa così. Mai. Godiamocela. No, ho rifatto il numero, ora funziona. Oh, come funziona? Senti il fruscio. Ma che siamo, nello stagno? Sento come se fossero... mancano dei rami. Senti, faccio per la terza volta questo stesso numero che mi incuriosisce, è un numero molto misterioso, Lo ridigito e vediamo se poi non va e si va da qualcun altro. Ha dato due diverse risultanze. Vediamo adesso. Ma insomma, come si chiama questo vino? Si chiama Augusto. Sì, ecco. Sentito? Non risposto. Guarda, è incredibile, ogni volta dice qualcosa o fa qualcosa di diverso, risponde la che, basta, non ne voglio più sapere. Ecco, guarda, te ne ho trovato uno, guarda Elvira, questo ti deve piacere. Che mi dovrebbe piacere, scusa? C'ha un nome storico. Che nome c'ha? Giuseppe Garibaldi? Come si chiama? Giulio Cesare? No, si chiama Benito. Madonna ragazzi, sì, Benito mi piace, sì. Benitino mio. Peccato che non c'è. Risponde. Hai visto? No, non si può più andare avanti. Io però lo sai che ti ho trovato un altro Benito, perché è pieno di Benito. È pieno di Benito da queste parti, cioè da quelle parti. Insomma, ma io non so mica come mai, si riesca a parlare con nessuno, Proviamo con Benito. Guarda, ne ho trovato un altro ancora se questo non va bene. Sono contenta.
tutti questi Benito mi piacciono, madonna ragazzi, perché sai, lui dice che era di molto ben fornito. Come dice? Sì? Pronto? Pronto? Sì, pronto? No, pronto, sono una signora anziana. Senta, parlo con Benito? Sì? Ah, Benito, scusa se ti chiamo così, che non ci conosciamo. Io mi chiamo Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. Dica. Ecco, senti, scusa se ti do del tu, ma sai, sono anziana. Ascolta Benito, io ti ho visto, sei un uomo veramente interessante. Devo dire un bell'uomo. Io siccome ai miei tempi, sai, ho avuto dei rapporti con Benito, quello, sai? Ah, sì. Sì, quello lì. Lui era un grande maschione, sai? E allora ho detto, devo ritrovare un altro che si chiama Benito e che sia altrettanto maschione. Oh, guarda, lui incessante, mi trapanava dalla mattina alla sera. Ecco, allora senti, io vorrei incontrarti, Benito. Perché io, guarda, sono una donna, sì, ho 87 anni, ma sono ancora molto valida e so far godere un uomo come nessuna ti potrebbe far godere mai. Sono anche tutto senza denti, sai? Immaginati che cosa si può fare, Altro che Monica Lewinsky. Allora senti, io dove si incontra, Benito? Dove? Dimmi. Dimmelo sì, tanto io guarda dove poi io vengo. Pronto, Benito? Benito? Bisogna richiamarlo, vero? Sì, bisogna richiamarlo subito. Questo mi aveva già fatto tutta bagnare, insomma. Se ti sei pisciato addosso. Sì, lo so, è sempre bagnato. Abbi pazienza. Sono bagnato. Lo so che sei bagnata, ma è piscio. Sì, lo so, è piscio. Ecco, ora senti, rifai il rumore, ho richiamato Benito ora. Benito. Sì, è strano, vero, sto rumore. Pronto? Signora, senta, è la moglie di Benito? Io no. È la figlia di Benito? No. È la nipote di Benito? No, scusi, chi è lei? Lei è Benito? Ma chi è lei? Io sono Elvira. Cosa c'è? Io sono l'amante di Benito. Ah, sì? Sì. E allora? E allora, signora, io le posso dire questo: Benito è degno del nome che porta. Ah, sì, Sì, perché ha il nome di un condottiero, uno che porta fino in fondo tutte le sue azioni. Ah, sì? Sì, lui come perfora mi spezza i reni. Davvero? Ma ha spezzato i reni, sì. E quando dice l'ora fatale bussa alla porta, mi bussa da tutte le parti, madonna buona. E poi mentre mi tromba mi fa eccetera. C'è anche tutta la folla, no? Tutta la folla che applaude. Tutti i guardioni. Pronto? Sono una signora di 87 anni, sa? Sono una ragazzina. Sento che sei lì che mi ascolti. Lo so che la tua ammirazione per me è immensa, è vero? Perché io sono una signora molto navigata. Sì, mi faccio navigare da tutti, insomma, mi ha proprio tutti, quelli che si stanno, capito? Sì, Benito è un omino, quando si spoglia diventa un omone. Madonna ragazzi, c'ha un batacchio, io sono la sua campana. Lui col batacchio mi suona dalla mattina alla sera, e giù, ding dong, te la do, è tutta una cosa così. Con Benito sì che è vita, finché c'è vita c'è speranza, chi visse sperando morì cacando, e io mi fissi addosso, va bene? E io sono Elvira Tirasassi, chiaro? Va bene, arrivederci. Salutami Benito, alla prossima. Va bene. Sto già preparandomi. Sì, va bene, arrivederci. So il vulcano e mi sta eruttando. Va bene.
Sì, insomma, siamo quasi nello stagno. Ciao! Ciao. Salutamelo, addio Nini. Hai visto? Hai visto che ho trovato un omino come lo volevi te? Sì, insomma, mi volevo io, era tutto finto. Ho detto io per dire, per tirare su questa povera donna, insomma, quel povero Benito non è mio granché, in effetti io ci ho fatto delle cose. Senti, ma ce l'avresti un altro Benito a disposizione? Sì. Un altro Benito? Oh, quanti Benito tu c'hai? Ce n'ho tanti, tutti per te, me li sono tenuti tutti in serbo per te. Dai, proviamo con quest'altro Benito. Sì, mi fa piacere, perché guarda, io ho detto prima che con Benito quello là c'ero stata. Allora c'eri stata? Sì, no, non c'ero stata. Pronto? Sì, pronto, sì, buongiorno. C'è Benito, per piacere? Sì, chi è che lo vuole? Sono Elvira, sono una signora di 87 anni che, insomma, vorrebbe avere dei rapporti con lui. Gliela passo. Grazie, molto gentile. Sessuali? Non lo so. No. Gliel'ho subito detto dei rapporti, l'ha detto subito. Pronto? Sì, buongiorno, parlo con Benito? Sì? Oh, Benito, tesoro mio, io mi chiamo Elvira di Sassi, sono una signora di 87 anni e io, sai, sono di poche parole ma buone. Siccome tu c'hai un nome famoso, un nome che mi piace tanto, no? E poi sicuramente chi si chiama così c'ha anche le qualità di quello là, sicuramente anche sessuali, allora vengo subito ai sodo, si fa per dire, perché insomma ho 87 anni, so essere soda, e vorrei avere rapporti con te. E quando? Quando si pare, guarda, anche oggi. Tanto io non c'ho mica più le mestruazioni, tutti i giorni sono buoni. Ma oggi no, non posso oggi. Facciamo domani? Non lo so. Non lo sai? No. Abbi pazienza, ma ti va di fare qualche bella maialata? Io sono una donna molto esperta, sai, ho avuto 3 mariti. Sì? 3, sì, morti tutti. E il 4 non l'ha ancora preso? No, ora basta, ho mariti, solo amanti. E come? E quanto mi dà? No, un momento, devo pagare? Devo pagare? Sì. Allora pago, guarda, pur di averci io pago anche, capito? Allora dimmi quanto vuoi. Tanto. Tanto? Io... Facciamo così, io si do, guarda, 1 milione a centimetro. Quanti centimetri tu c'hai? 25. 25 milioni. Ti va bene? Va bene. Però tu me lo metti anche... Però me lo metti anche... Sì. Sì, dove vuoi? Sì, d'accordo. Dove voglio io, va bene? Sì. Bene, allora lo metto sul piatto e poi te l'affetto tutto e te lo mangio. Sì. Va bene così? Sì. Oh, per 25 milioni tanto perché ti serve. Senti, Eh. ora scherzavo naturalmente, ascolta, sarà meraviglioso. Vedrai che tu proverai una serie di orgasmi così tanti, così lunghi, così belli che nella tua vita non hai mai provato, perché io sono veramente in grado di farti provare tutto ciò, tutto ciò. Va bene. Allora quando si vede, tesoro? E adesso devo andare via, vado 15 giorni in Spagna. Ah, vai in Spagna? Sì. Senti, ma ti piacciono le spagnole? Certo. Senti, le spagnole, quelle, l'abitanti della Spagna, ma anche quelle altre cosine si fanno con le ciocce, vero? Ecco, ti piacciono? Sì. Io te ne posso fare tante, guarda, io basta raccatti le ciocce di terra e su, io posso farti quello che voglio. Lasciami il numero di telefono. Senz'altro, guarda, puoi scriverlo? Sì. Sei lì che ce l'hai da scrivere? Sì. Allora te lo dico io, Elvira Tirasassi, Elvira di nome, Sì. Tirasassi. Tirassassi. Sì, io sono senza denti, parlo così perché sono senza denti, cosa del resto molto utile. Tirassassi. No, sassi con la S. Sì. Sassi. Sassi. No, sassi perché io sono senza denti, sassi Sì. come quelli duri, sassi che stanno in terra. Sì, Sassi. Bravo, ma c'è anche te la S come me. Allora senti, vuoi il numero? Sì. Allora, 23 69. Sì, buono. Buono? Si può vedere, se poi insomma se ti interessa. E poi? 23 69? 23 di nuovo. 23. 23 69 23. Pling. Prefisso? Pling. Pling. No, devi fare il tasto pling. Sai qual è il tasto pling? Sì. C'è un tasto con un asterisco. Sì. Ecco, allora se fai quello, dopo il numero non c'è bisogno di prefisso né nulla. Va bene. Me lo ripeti, Ciuccio? 23, 69, 23. Anche se c'è 69 valiosi. E pling? Sì, Plin. E il nome? Il mio nome? Sì, Elvira. E poi di cognome? Frassassi.
No, Frasassi è una grotta che si trova nelle Marche, scusa, E io di Marche non ne voglio sapere, tutta più di Marchette. Allora senti, Frasassi è una cosa, io sono Tirasassi. Tirasassi. Io ora non li tiro più, ma prima sai ne tiravo tanti. Va bene. Ora tutta più tiro qualche sega. Sì. Allora. Vabbè, quando ritorno ti telefono, Ma scusa, ma te sei sposato? Sì. Ecco, allora cosa vai? In Spagna a trombare le spagnole? No, vado via con la mia signora. Ah, con la signora. Sì. Hai detto ti piacevano le spagnole. Vabbè, ma si può fare una scappatina, Una scappatina dove? Da in solo. Spagna. Cara, vado a comprare le sigarette. Sì. E invece va una spagnola, Sì. Ah, in Spagna vanno le spagnole? Sì. Ma vergognati, scusa. Perché? E in Italia con chi vai? Con gli italiani. Ho capito. Sei proprio banale, Ovvio. Senti, Benito. Ah, però te non sei tanto come quel Benito là. Tu mi sembri molto giù di tono. Mi provi a dire italiani, prova a dire. Gli italiani. No, non ci siamo. Devi dire con più italiani. Così. Italiani. Volete l'acqua? Scoprite i tetti. Bravo, questa tu la sapevi. No, ma che? No, l'ho inventata io, sì. Va bene. Comunque stai già migliorando, sai? Sì. Vedrai che da 25 ti diventa di 28 piano piano. Sì. Di 28 come il numero dei becchi. Vabbè, ti saluto. Ti saluterò. Ciao. Ti aspetto quando torni alla Spagna, chiamami. Sì, va bene. Addio. Ciao. Italiani! Scoprite i tetti. Questa è un'altra cosa. Vabbè, spezzeremo le reni alla Grecia! Prova a dire. Italiani. Spezzeremo le reni alla Grecia! Volete l'acqua in casa? Scoprite i tetti. Questa sera già detto. Ciao. Italiani, Ciao, Elvira. volete trombare? Volete trombare? Sì, trombatevi. Ciao. Ciao. Trombatevi. Ma era un italiano, anzi oserei dire un italiano vero zazza. Se non c'è il soldazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.